Agrigento, problemi e soluzioni relative al servizio di raccolta differenziata e anche dell'indifferenziato in ragione della temporanea chiusura della discarica di Siculiana. Ascoltiamo in proposito l'assessore comunale all'ambiente di Agrigento, Nello Amel. Sì, devo dire che è un lavoro gravosissimo, che però sto affrontando con molta passione e riesco a trovare anche delle soluzioni. Dobbiamo avere il riconoscimento della fortuna di avere completato il quadro della differenziata, perché con la chiusura della discarica di Catanzaro praticamente in questo momento ci sarebbero stati problemi gravissimi. Invece noi abbiamo la possibilità, differenziando, di utilizzare non le discariche ma i centri di conferimento, e quindi le cose, diciamo, per noi in un certo senso sono migliori rispetto a comuni della provincia che hanno chiuso ormai la raccolta della spazzatura e si trovano in condizioni assolutamente disastrose, e altri comuni che hanno anche sospeso la raccolta dell'indifferenziato tipo Favara, lasciandolo a casa dei cittadini. Io ho trovato le soluzioni per poter garantire la differenziata e per poter garantire anche per molti giorni la possibilità di conferire anche l'indifferenziato, quello che si sta raccogliendo oggi. È una soluzione complessa, difficile, però è una soluzione che, nonostante comporti impiego di mezzi straordinari, non ci costerà assolutamente una lira, e questo è dovuto alla diciamo, capacità che abbiamo avuto di trattare con l'azienda, che ci ha dato ampia disponibilità. Voglio dire una cosa ai cittadini: veramente è una fortuna che siamo riusciti a completare il tragitto della differenziata, con tutte le difficoltà, con tutti i disagi, con tutti i problemi che ci possono essere per adesso per le strade, però abbiamo realizzato questo successo che ci porterà a diminuire i costi e a non subire la grande problematica del trasferimento dei rifiuti all'estero. Ci sono le discariche, è vero, e in questo momento noi le discariche non possiamo affrontarle perché non possiamo portare questo indifferenziato presso Catanzaro. Lo affronteremo quando si risolverà il problema, ma tenete conto che è una cosa che si risolverà nell'arco di alcuni giorni anche per le grandi discariche che ci sono da mesi e mesi, quella di Via dei Fiumi, quella di Via dei Faraghi, quella di Via delle Araucarie. Non sono discariche che sono nate da quando c'è la differenziata nel centro città, ma sono discariche che ci sono da mesi, eppure le affronteremo, nonostante ci sia amianto, nonostante ci siano ingombranti e cose che non dovrebbero assolutamente esserci. Voglio anche chiarire un equivoco: ieri è stato trasmesso un video che riportava le immagini di una immensa discarica. Non è della città di Agrigento, è del territorio di Aragona, noi non c'entriamo assolutamente niente. Tanto per fare chiarezza, è stato sicuramente un disguido, perché Guido Lombardo è un professionista, diciamo, apprezzato, e ci sarà stata una svista. Quella discarica non appartiene ad Agrigento. Noi abbiamo in questo momento un impegno su tutto il territorio. Per la festa del mandorlo cercheremo di garantire anche una discreta pulizia per quanto riguarda il tragitto e tutto il resto. Ci sono stati ieri una serie di postazioni, di post su Facebook per dei sacchi che si trovavano in piazza Cavour. Non è stata colpa nostra, un esercente ha uscito i sacchi all'ultimo minuto e noi non ce ne siamo accorti, e l'ha uscita in fuori orario e sarà multato. Quello che possiamo fare facciamo al massimo. Sono state fatte già circa 150 multe per chi ha depositato abusivamente la spazzatura di 600 euro, e altre 650 ne erano state fatte nel passato per conferimento in orari sbagliati. Un poco di disponibilità da parte della gente e di collaborazione. Io lavoro 12 ore al giorno per cercare di risolvere problemi.